Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Massima allerta nei siti militari americani per l'escalation di guerra in Medio Oriente, sorveglianza rafforzata a Sigonella con misure di sicurezza straordinarie a tutela del personale e delle strutture. Inchiesta, referti in ritardo, sono 8 i medici dell'ASP di Trapani iscritti nel registro degli indagati, omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza alle accuse. Il Bayesian è nel porto di Termini Imerese, terminato il viaggio del relitto riaffiorato venerdì pomeriggio dalle acque di Porticello, ora le ispezioni per conoscere la verità sull'affondamento. A Catania è giallo il ferimento di una ragazza colpita al volto da un proiettile mentre era sul balcone della sua abitazione di Nesima. La ragazza ha perso la vista dell'occhio sinistro. Non convince gli inquirenti la versione della 18enne. Domenica da bollino rosso sulla A19, oltre 3 chilometri di coda a causa dei cantieri autostradali. Disagi soprattutto per chi viaggia verso Palermo. A Messina tutto pronto per il secondo dei 2 concerti evento di Vasco Rossi, 3 ore di rock con i più grandi successi del rocker di Zocca. Ieri oltre 40.000 fan in delirio allo stadio Franco Scoglio. Calciomercato, portiere, esterni e trequartista gli obiettivi immediati del Palermo. Mercoledì il Catania presenta Zarbano e Pastore. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano, la guerra in Medio Oriente, l'escalation militare rischia di coinvolgere anche i siti militari degli Stati Uniti in Europa. In questo scenario la Sicilia è pienamente coinvolta, in particolare per il ruolo della base di Sigonella, ma anche per gli impianti strategici del MUOS di Niscemi. Manlio Viola. Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran sale l'allerta in tutte le basi statunitensi in Europa e in particolare in quelle che guardano al Mediterraneo. Lo stato di preallerta è stato dichiarato dalle forze armate USA nelle basi di Roda in Spagna e Sigonella in Sicilia. Sale dunque la tensione nell'isola, visto che Sigonella storicamente è proprio la base che guarda alle crisi medio orientali. Da qui partono i droni a lunga gittata, aerei senza pilota che tengono sotto controllo tutto il Medio Oriente. E che Sigonella abbia un ruolo anche in questo conflitto è cosa indubbia. Secondo il sito specializzato Itamil Radar, che monitorizza il traffico aereo militare nel Mediterraneo, nei giorni 13, 15 e 16 giugno sono state documentate lunghe missioni nello spazio aereo prossimo a Israele, al Libano e alla striscia di Gaza di un velivolo spia Boeing P-8 Poseidon decollato dalla stazione aeronavale proprio di Sigonella. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein nel febbraio del 91. In quel caso l'Italia era pienamente coinvolta partecipando agli attacchi con i propri caccia. Più recentemente, una decina di anni fa, esattamente nel marzo del 2016, la base ha ospitato anche F-16 danesi e aerei di altri paesi alleati nell'operazione Odyssey Down, fornendo supporto alle forze internazionali impegnate nella crisi libica. Anche per questo Sigonella è inserita fra gli obiettivi sensibili, ma non è l'unico sito siciliano in quell'elenco. Attenzione anche al MUOS di Niscemi, un imponente sistema di antenne satellitari attraverso le quali passano le informazioni riguardanti tutto il mondo in pratica. I sistemi MUOS sono 4 nel mondo, 2 negli Stati Uniti, ovvero in Virginia e alle Hawaii, 1 in Australia e solo 1 in Europa, esattamente a Niscemi in Sicilia. Controllano ciascuno 5 satelliti spia e questo li rende strategici. Cambiamo argomento e torniamo a parlare dello scandalo dei ritardi per quanto riguarda i referti dell'ASP di Trapani. Indagati 8 medici, notificati gli avvisi di garanzia. La procura ipotizza reati gravi come omicidio colposo e lesioni personali. Il PM chiede l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale per 10 pazienti. Laura Spanò. La Procura di Trapani ha notificato 8 avvisi di garanzia ad altrettanti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Per 10 pazienti la Procura ha chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale. Le accuse al momento includono i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. L'indagine riguarda lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Si tratta di medici che avrebbero compromesso la tempestività della diagnosi tumorale.
Oltre 3.300 esami sarebbero stati refertati con mesi di ritardo e in almeno 352 casi si trattava di tumori notificati solo quando la malattia era già in fase avanzata, limitando le possibilità di intervento e di cura. 20 malati, è stato accertato, sono in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo. Tra le vicende in esame il decesso di pazienti che hanno ricevuto in ritardo i referti, a cominciare dai decessi di Marsala e Salemi, dove un infermiere affetto da tumore è deceduto 10 giorni prima di ricevere il referto. L'indagine, inizialmente aperta dalla Procura di Marsala, a fine marzo era stata trasferita a quella di Trapani per competenza territoriale ed è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Trainito con il supporto dei carabinieri del NAS di Palermo. A fare scattare il terremoto nella sonnolente sanità trapanese era stata la denuncia della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo, a cui l'esito di positività ad un cancro le era stato consegnato dopo 8 mesi di attesa. Lo scandalo ebbe eco immediata tanto da scuotere il governo regionale e nazionale. Già nelle scorse settimane erano arrivati anche i primi provvedimenti di natura amministrativa. Il Bayesian è arrivato al porto di Termini Imerese, trasportato dalla gru Ebolift 10, in attesa delle indagini che saranno compiute dai tecnici incaricati dalla procura imerese. Il veliero rimarrà alloggiato in una struttura di acciaio che è stata appositamente realizzata. Rimane ancora da recuperare l'albero. Orazio Longo. L'ultimo viaggio lo ha fatto da Porticello a Termini Imerese. Il Bayesian, il veliero colato a picco un anno fa, è entrato nel porto imerese trasportato dalla Ebolift 10, mentre l'altra gru, la Ebolift 2, è rimasta nel luogo del naufragio perché si deve ancora recuperare l'albero dell'imbarcazione che è stato tagliato e lasciato in fondo al mare. Un intervento che si ritiene abbastanza semplice, visto che all'albero verranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie. Un'operazione che avverrà nelle prossime ore secondo il cronoprogramma della società che sta coordinando il recupero. Eccolo intanto in queste immagini il veliero completamente fuori dall'acqua, affondato la scorsa estate al largo di Santa Flavia durante una tempesta, nell'incidente in cui persero la vita il magnate Mike Lynch con la figlia Anne e altre 5 persone. Adesso rimarrà alloggiato in una struttura in acciaio appositamente realizzata per consentire ai consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio di eseguire i controlli e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Ritenuto inaffondabile, si cerca di capire come si sia potuto inabissare in pochi minuti. Dai primi rilievi è emerso che lo scalo è integro e non ci sono falle. Durante il programma di sollevamento dal fondo del mare, dove il natante è rimasto per più di 10 mesi, si è provveduto al monitoraggio antinquinamento con personale e mezzi specializzati, col posizionamento di una barriera antipetrolio. Dopo la tragedia, i magistrati di Termini Imerese hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. L'ipotesi è che vi sia stata una serie di errori umani. Nel corso delle operazioni di recupero, un mese fa era morto un sub olandese probabilmente ucciso da una esplosione sottomarina. Allarme bomba in un lido a Capaci nel Palermitano. I bagnanti della spiaggia di via Mediterraneo hanno segnalato la presenza di qualcosa che assomigliava a una bomba a mano e hanno chiamato i soccorsi. L'area è stata immediatamente evacuata a scopo precauzionale ed è stato attivato il protocollo di sicurezza che prevede l'intervento degli artificieri. Intervenuti i vigili del fuoco e i militari della Capitaneria di Porto per le operazioni di bonifica. E adesso a Catania una ragazza di 18 anni è stata ferita al volto in via Santo Cantone, Annesima. Non è in pericolo di vita ma ha perso la funzionalità dell'occhio. Indagini in corso, al vaglio il racconto della vittima che però non convincerebbe gli inquirenti. Tonino De Mana. Meno di 2 anni fa l'omicidio di un albanese ed il ferimento di un giovane catanese per questioni di droga. Venerdì sera intorno alle 23 un nuovo episodio in via Santo Cantone 10. Questa volta un colpo di pistola vagante ferisce all'occhio una ragazza di 18 anni. Episodi non collegati tra loro, almeno questo trapela da fonti investigative, ma che mettono in evidenza un fatto preoccupante. Annesima, si spara facilmente. È comunque un giallo. Il ferimento di una ragazza colpita al volto da una pistolettata e che si trova ricoverata all'ospedale San Marco non è in pericolo di vita. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia facciale, ma la ferita era talmente grave, nervo ottico reciso, da far perdere la funzionalità dell'occhio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno sentito
numerosi familiari nel tentativo di ricostruire la vicenda e quindi di risalire ad autori e momente. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro raccontando ai presenti che si trovava in balcone quando all'improvviso ha sentito un forte bruciore tra il naso e l'occhio sinistro. La testimonianza della ragazza è al vaglio degli investigatori che per avere maggiori certezze attendono l'esito degli accertamenti balistici. Non si esclude che il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, non da distanza ravvicinata, particolare che di fatto farebbe cadere l'ipotesi di uno sparo proveniente da un'auto in transito. 2 donne sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni mentre stavano per salire su un traghetto diretto a Messina con 1 chilo di cocaina e di hashish che erano nascosti nei bagagli. E adesso parliamo invece di domenica da Bollino Rosso sull'autostrada Palermo-Catania, oltre 3 chilometri di coda, disagi soprattutto per chi va verso Palermo. Marco Gullà. Una domenica contrassegnata dal consueto traffico sulla 19 Palermo-Catania, code e disagi anche oggi per il 4º weekend consecutivo, oltre 2 chilometri di code e rallentamenti nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia nella carreggiata in direzione Palermo per via del rientro dalle località balneari verso il capoluogo siciliano. I cantieri e le strettoie rallentano il percorso dei tanti palermitani che tornano verso casa. La situazione è comunque monitorata costantemente dal personale ANAS che a sua volta ricorda che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa ANAS di Palermo. I lavori sono quelli di messa in sicurezza con l'adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che lungo la strada e si trovano tra il chilometro 5 e il 10. Tali cantieri, dicono dall'ANAS, sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione. I lavori proseguono anche con tripli turni, ma il traffico è stato snellito in parte. Anche ieri, infatti, si sono registrate lunghissime code, soprattutto nel tardo pomeriggio. La giunta comunale del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è finita nella bufera per il Palermo Pride. Sentiamo che cosa è successo nel servizio. Bufera all'interno della giunta comunale di Palermo e scontro fra il sindaco e il partito di maggioranza relativa che esprime anche il vice sindaco, ovvero Fratelli d'Italia. Pomo della discordia è il Palermo Pride, il corteo che ieri pomeriggio ha attraversato la città per i diritti omosessuali. Durante la manifestazione sono comparsi cartelli ritenuti offensivi rivolti proprio a Fratelli d'Italia. Il marchio del partito è stato riprodotto con i colori dell'arcobaleno e trasformato in Frocetti d'Italia e questo ha fatto saltare sulla sedia gli esponenti siciliani del partito della Premier Giorgia Meloni. Il tutto insieme ad una foto postata dall'assessore Fabrizio Ferrandelli mentre insieme al sindaco festeggia sotto il carro del Pride. La polemica comincia con un post dell'ex vice sindaco di Palermo, attuale deputato questore alla Camera, Carolina Varchi, che parla di scherzi del caldo e manda a dire alla Galla di ricordarsi che governa grazie a Fratelli d'Italia. Ma la polemica monta nelle ore successive e questa mattina arriva la nota ufficiale firmata dall'attuale vice sindaco Giampiero Cannella, dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo, dal coordinatore cittadino Antonio Orrini e dal senatore Raul Russo, nella quale si invita il sindaco a prendere pubblicamente le distanze da chi offende e ad assumere un impegno programmatico, mai più patrocinio del comune di Palermo al Pride. La festa dei diritti non può diventare la festa delle offese a chi la pensa diversamente, è il filo conduttore della lunga dichiarazione degli esponenti meloniani. Un punto di crisi non da poco, visto il peso specifico di Fratelli d'Italia nella giunta di Palermo e in generale in Sicilia, dalla regione in giù. Prima domenica d'estate, allora vediamo che cosa hanno fatto i turisti che sono arrivati in Sicilia, a Catania. Tanti vogliono fare un giro tra i musei, alcuni passeggiate sull'Etna e soprattutto non può mancare il buon cibo. Sentiamo Simona Mazzone. Prima domenica d'estate sul calendario, anche se il sole in Sicilia ci ha già regalato calde giornate in linea con la stagione già da qualche settimana. Catania affollatissima di turisti, ricercate le visite nei siti museali. Cagliari. In giro per musei a Catania? Sì, esatto. Abbiamo fatto prima una convention a Taormina, poi siamo stati a Noto e poi a Ragusa. E oggi ci dedichiamo a Catania. Immancabili un giro sull'Etna, meta ambita dai più, e poi monumenti, passeggiate, buon cibo e un giro turistico per le strade cittadine. California. Do you like Catania? Sì,
Sì, vivo in Catania per lavoro in Sigonella. Where are you from? Belgium. Questi turisti non hanno ancora visitato la città, ma Catania è già bellissima al primo sguardo. Miami. La cosa più bella che ho visto finora è l'Etna, dice questa ragazza. Yes, good place. Questa coppia francese ha amato da subito il cibo locale, soprattutto il pesce. Turismo per lo più mordi e fuggi, molti infatti sono già in partenza per altre mete, tra cui Taormina, Ortigia e Noto. Intanto a San Giovanni Licuti c'è malcontento tra i bagnanti catanesi che speravano nell'apertura del solarium proprio per questo fine settimana. Grande delusione tra i bagnanti che aspettavano l'apertura del solarium di San Giovanni Licuti per questo fine settimana e che hanno ancora una volta trovato le transenne a vietarne l'accesso. Questo era un angolino dove tantissima gente veramente veniva e aveva bisogno di farsi questo bagno al mare. Moltissimi sono disabili tra l'altro e questa gli permetteva di fare il bagno. È assurdo che oggi occorra ancora del tempo per inaugurare ufficialmente questo servizio ai cittadini. È assurdo, è inconcepibile. Non si mantengono le parole a Catania. Cittadini furiosi, soprattutto i diversamente giovani. Succede che noi grandi persone, io ho 72 anni, volevo andare al solario per dove mettermi nelle pietre che mi posso cadere e rompere qualche osso. Disagi per chi ha dovuto far buon uso dell'arte di arrangiarsi, chi si aggrappa sugli scogli, chi barcolla da una parte all'altra rischiando di cadere, persino con carrozzella sotto braccio e coi passeggini incastrati per non rischiare la caduta del pargolo. Quando aprono la piattaforma sarà meglio, più comodo. Come riuscire a destreggiarsi sugli scogli senza inciampare? Siccome questo è un servizio per il popolo che ha le catene, una al collo, ai piedi e al braccio, quindi noi come schiavi non abbiamo diritto neanche a questo. Al momento si può usufruire solo di docce e salvataggio. Dal comune fanno sapere che il solarium dovrebbe aprire martedì prossimo. Monreale ospita la mostra Da Picasso a Warhol, la ceramica dei grandi artisti, circa 100 opere nel complesso monumentale normanno Guglielmo II fino all'8 dicembre. Con ciuffe, un volto di donna, un angelo dorato e un elefante con il suo cornac. Queste e altre da Picasso a Andy Warhol a Salvador Dalì. 100 opere realizzate da 60 artisti provenienti da collezioni private in ceramica, terracotta e porcellana che prendono la forma di piatti, brocche, tazze, sculture e oggetti decorativi in mostra a Monreale nel complesso monumentale normanno Guglielmo II. Un evento straordinario per noi, come una mostra sull'arte della ceramica che si collega benissimo al nostro territorio. Questo è possibile grazie alla rifunzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II e in particolare della Sala Novelli. La rassegna si presenta come un'antologia senza confini che ripercorre l'approdo della ceramica dall'artigianalità al campo dell'arte. Colui che ha dato la spinta a questo interesse verso la ceramica è ovviamente Pablo Picasso, il grande maestro che a Vallauris ha scoperto un modo nuovo di fare la ceramica, creando praticamente i presupposti per un nuovo filone dell'arte. Abbiamo scelto di portare i più grandi artisti che si sono espressi anche attraverso la ceramica a Monreale, proprio perché Monreale è una delle 46 città che rappresenta la ceramica in Italia. La mostra, promossa dal Comune e prodotta dalla società Renaissance, col patrocinio della Regione, sarà visitabile fino all'8 dicembre. Oltre 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi, oltre 3 ore e mezza della sua musica che unisce generazioni e che è stata un inno alla vita. E questa sera si replica sempre con il sold out. Sentiamo. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelli che non vogliono mai. Voglio una vita di quelli che non si sa.
Una notte da Blasco, una notte da vivere. Vasco Rossi celebra la vita spericolata, il suo inno che ha passato e coinvolto le generazioni e che questa volta diventa l'apertura del suo spettacolo. Non era mai accaduto. Arriva e spacca, scatenando i 40.000 del Francoscoglio di Messina con un arrangiamento solenne. Tutta la scaletta è piena di Vasco, canzoni che celebrano la vita in un concerto rock intenso e potente, emozionante, un popolo che arriva da tutto il sud Italia e si riunisce al suo leader carismatico che richiama continuamente la celebrazione della vita e della pace di fronte ad un mondo pieno di odio, di guerre, di violenza, di valori rovesciati. La scaletta è dinamica, canzoni che parlano di vita già fin dalle prime, una carrellata dei suoi successi, da C'è chi dice no a Una canzone per te, va bene così, Rewind, Vivere. Vivere, è passato tanto tempo, vivere. Il finale con i suoi capisaldi, quelli di forte impatto emotivo, con Senza parole, Selli, fino alla chiusura con le immortali Siamo solo noi, canzone Alba Chiara, oltre 3 ore e mezzo di adrenalina che vedranno il bis questa sera. E sulle note di Vasco Rossi noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, manca pochissimo all'apertura del calciomercato e già ci sono alcune novità, ve ne parlo tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, parliamo del calciomercato delle siciliane, il Palermo è già molto attivo, il Catania invece si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Marco Carli. Mercato ma anche organizzazione societaria. Le siciliane guardano la struttura dei club, ma anche ovviamente i giocatori che servono per l'organico. Il Palermo dopo l'ultima stagione sull'altalena lavora per essere protagonista assoluto e allora ecco che gente che ha fatto la Serie A come il difensore Augello, che piace anche alla Cremonese, e il centrocampista e trequartista Viola dal Cagliari potrebbero essere colpi importanti. Con Audero per la porta si lavora sull'ingaggio al momento troppo alto. Dietro le punte piace sempre Palumbo, mentre Lia sull'esterno dallo Spezia è più di una possibilità. In casa Catania ufficiali i ruoli di Zarbano, direttore generale, Pastore, direttore sportivo, saranno presentati mercoledì mattina. Il lavoro di Zarbano è già cominciato da più di un mese, mentre Pastore è ancora sotto contratto per la stagione che sta per concludersi e ha sottoscritto l'accordo da poco per le prossime 2. È lui che lavora sul mercato, che ha presentato l'offerta inglese per provare a farlo restare il rossazzurro. Settimana importante in cui si scioglierà il nodo Cianci. La Ternana ha tempo fino a martedì per esercitare l'opzione, mentre si attendono novità per l'avvio della gara per l'assegnazione di Torre del Grifo. In casa del neopromosso Siracusa, l'arrivo in città di Turati in settimana servirà per fare il punto sul mercato. Ma anche il DS, ma al momento le competenze del ruolo potrebbero essere portate avanti dal direttore generale Guglielmino, mentre per il ritiro si pensa al campo di Canicattini. L'idea di restare vicino a Siracusa è per aumentare il livello di coinvolgimento dei tifosi della provincia. Il Trapani, dopo le difficoltà del primo anno, dovrà partire in salita nel secondo, 8 punti di penalizzazione. Pronto il ricorso al collegio del CONI. Sul mercato si cerca l'attaccante che possa fare la differenza. E adesso il calcio a 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli. Venerdì il match point in casa per centrare il bis tricolore. La voglia della Meta Catania di centrare il bis scudetto nel calcio a 5 la esprime Turmena con la doppia conclusione che va all'1-0 in casa di Napoli nella gara 1 della finale playoff. Potenza e precisione al quadrato, come quadrata è la Meta dall'avvio della stagione. Solida e concreta anche a Napoli nella partita più importante. Niente sbavature di fronte a una squadra di qualità che nei playoff finora aveva fatto percorso netto, tutte vittorie, e che invece si è dovuta inchinare ai rossazzurri capaci, grazie a Turmena e al solito Pulvirenti, di andare sul 2-0. Nella ripresa gli etnei sfiorano il terzo in avvio, poi Sicheira è come sempre bravo a chiudere la porta agli attaccanti avversari. Avevamo anche qualche defezione, mancava qualche giocatore, però questa squadra ha dimostrato che chiunque scende in campo può starci benissimo. Adesso bisogna stare con i piedi per terra, continuare a lavorare
restare umili perché non si è fatto ancora niente. Venerdì al Palacatania c'è gara 2, ore 20:30, appuntamento da non perdere. Catania sogna un altro tricolore. Una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Ci sono notizie dell'ultima ora, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e ancora una buona domenica.